valuteremo con attenzione la richiesta del Comune di Limana e del nostro grande campione di poter completare quello che è l'impianto sportivo di tiro con l'arco che ci ha dato queste grandi soddisfazioni a livello mondiale. Limana fa centro. Dopo i lavori fatti in casa, ora arrivano i soldi della regione a completare il centro di tiro con l'arco di Lacal. Gli arcieri del Piave, la società di tiro con l'arco della medaglia olimpica Oscar De Pellegrin, hanno lavorato per mesi in autonomia nel tempo libero a costo quasi zero per trasformare quel prato incolto in un centro adatto a giovani e disabili. Ora, con i 60.000 euro in arrivo dalla regione, il progetto potrà essere completato con spogliatoi, servizi, sale riunioni, il meritato riconoscimento per una realtà competitiva a livello nazionale che ha sfornato un plurimedagliato olimpico e segue decine di giovani. Abbiamo una compagnia che ha fatto la storia del bellunese dello sport, soprattutto del tiro con l'arco. È una delle compagnie che lavora con i giovani, ha più di 100 iscritti e il 60% è giovani. È la 10ª compagnia d'Italia tesserata in Fitarco, quindi credo che sia veramente un piacere, un onore portare a Belluno quella sede che abbiamo sempre sognato. Il centro così ultimato porterà il campo di Lacal tra le realtà più importanti del nord-est per il tiro con l'arco. Sarà infatti uno dei pochi centri in Veneto e in tutto il Triveneto utilizzabile anche da atleti disabili. La gestione dei fondi e degli interventi sarà condivisa dagli arcieri del Piave e dal comune di Limana. In un momento particolare anche di difficoltà economica, dare risposte del genere, soprattutto dove lo sport è anche disabilità ed è inclusione quindi completa di tutte le persone che vogliono fare la disciplina sportiva, veramente ci sentiamo oggi molto gratificati. In sede di finanziaria regionale abbiamo trovato un finanziamento di 60.000 euro, ma se serve qualcos'altro troviamo anche qualcos'altro e abbiamo deciso di investire su questa azione. Intanto venerdì e sabato prossimi Belluno ospiterà la 2 giorni del Consiglio federale della Fitarco, l'occasione per presentare a livello nazionale il nuovo centro.